Posso parlare a vista dei ragazzi? Sì, sì. Marco, siamo in Ocche, sullo scompanzo dell'Erbinia Nazione, e siamo il Veneto a chiacchiere onore, a tipponere la tessera, cioè la targhetta di onore, come abbiamo fatto poco esatto, che sono nati prima del Tene, che noi, immaginario nostro, immaginiamo che si sottopare a discutere sempre le battaglie al Hacker, ma come siamo nanne fa qua che te, a Bacchireddu, de nos aiutare a buscare zanna la dessa libertà di questa terra, che esiste in buschin e che non si dia che cerchiamo di andare da innanzi il baccarchi tuppa di impedimento, qualche cosa che cerca di nos impedire. Però siamo determinati, come il determinato sto io ultimamente, che servenne tu a difendere la creia dei tesinari tanto aumentamento a questa Sassari, di Zaccargia, da esaminezza di speculazione energetica, dai all'arte che in arrivano dai donti parte il locu, può cercare di furare vento, sole e tutto ciò che abbiamo in questa terra, ma non solo vinasa a che danno a sol bene storico che non appartengono e che sono di questo popolo. E come ti ponanne, Marco, noi il passiamo sempre schinosi, poi giochiamo di sammento e quando passiamo non dà per forza, resta sempre schinosi, non ti via che abbiamo qualche cosa che cominciamo a qualche guerra, per la libertà, per la dignità di questo popolo, noi sappiamo che bisogna, se resti che noi non rispenghite, da lei è andata da innanzi, bene noi siamo da panare da innanzi, fino a che siamo in questa terra e chiamo a fare una spesa in questo territorio, che è sul territorio del popolo sardo, noi ti assicuriamo, Marco, che andiamo a da innanzi. Non dimentichiamo nulla di su campo arraionato, tutto su campo arraionato lo abbiamo. Ma non andiamo a da innanzi, fino a che va forza, fino a che batta i setto e fino a che hanno i setto sono paccoso, noi andiamo a da innanzi su Matisse. E oggi quindi siamo venuti a chiacchiere questo onore, in modo tale che fino a chiesa accorti da questa tomba, iscata chi è Isi tu, un guerratore per questo popolo, per la patria nostra, per la patria sarda. Ti sei riconosciuto in questo popolo, e per questo popolo ha guerrato, perché sarete degno di essere un colore che ha tanto asato, un colore che pone di sattavolezza proprio in tale mondo. Che nessun colore deve essere coatto, tutti i colori devono fare questo mondo, pure su nostro, e per questo tu hai aggregato e ti ne terramo grazie al mano. Devo ringraziare. Grazie. Lo ringrazio per questo riconoscimento, per la saggezza, questo franco umano, questo onore umano. Ovviamente la mancanza di gente non solo per l'attività politica, ma purtroppo prima di tutto per Isse che è venuto manco troppo piccino, dopo una vita di lavoro, e poi riuscito a fare questo, a contribuire a sua famiglia, tutto il problema che sua famiglia, riuscito a dormire a pacco, quindi leghiata, e quindi abbiamo sempre a ragionare, di a cosa e di imparare. E poi riuscito a si muovere, che sa passione sa molto. Noi siamo poi scelto per fortuna, poi sì, però per fortuna non ha capito. Non si scugliati, quindi noi assistenti. Era una famiglia, ovviamente, questo è un impegno di Bruso, però chissà molto partita e le tannare a Vesanna, a Capofrasca, quello viaggio. Anni che la tiolata e sono e poi hanno non solo per politica, ma visto che hanno sbagliato attività di sosponfire, di ricerca, senti che manca io tutto disastro, e si è partito in molto in borghese e dai il suo contributo, dai il suo riuscito a conciliare tutte queste cose da fare tutto. Quindi Non ancora umano. un aumento umano no, non basta di andare in tutta la mancanza.
No, vacanze avanti. A lui è parente. Pare che non sia vero. Cioè, pare che lui del colonne che sa molto. Penne in via Salvetti. No, da più sorte. Addio, Marco. Ciao. È fatta questa pure. Mi congratulo con Vitti io. Ho fatto sempre politica, ma mi congratulo con Vitti di questa situazione. Una foto la facciamo? Ma noi la chiamo dopo non si... Ma poi io sono voto, dai, c'è un bel ricordo. Loro mi hanno portato qua per Bacchisio. Però è bellissimo quello che ho visto stasera. E lui mi ha conosciuto. Ma capo condotto, È quasi no? florinese vissuto. Lei l'ha piantato già quinoa in campagna sua, la quinoa brasiliana. Resistita? No, Mai, no. ma lo sai come è andato. Vabbè, dai, scattato. Stai filmando. Ah, c'è filmato. Fai una foto. Aspetta, ti lo firma anche se una volta. No, tu.